Mercoledì 30 agosto, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi partiamo con un'urgenza, abbiamo l'urgenza di capire perché l'onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ha deciso di candidarsi nel collegio di Monza e Brianza alle prossime elezioni suppletive al Senato del 22 e 23 ottobre. Quello è un collegio dove era stato eletto Berlusconi, che purtroppo, come sapete, ci ha lasciato recentemente, quindi il collegio si è liberato e, come succede in questi casi, normalmente sempre si fanno le elezioni che sono indipendenti da quelle nazionali. Diamo il benvenuto al sindaco di Taormina, all'onorevole De Luca. Buongiorno e grazie di essere con noi. Allora, si candida a senatore, abbiamo detto, nel collegio di Monza e Brianza, 22-23 ottobre, lo diciamo così magari qualche residente da quelle parti se lo comincia a segnare. Collegio rimasto vuoto dopo la scomparsa di Berlusconi. Perché questa scelta, De Luca? Mi verrebbe da dire perché Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, è stata eletta nel collegio di Marsala e quindi questa è l'occasione per riequilibrare le posizioni, e quindi, visto che la Sicilia ha regalato questo collegio, chiedo a Monza Brianza oggi di ricompensare questa vicenda. Ma al di là di questa battuta, ma che corrisponde alla realtà, perché sappiamo bene che la compagna di Berlusconi è stata eletta nel collegio uninominale di Marsala alla Camera, noi abbiamo lanciato una sfida per le prossime elezioni europee di giugno 2024 e questa è un'occasione per verificare quella che è la credibilità, la conoscenza del progetto di Sud Chiama Nord, che proprio oggi si presenta alla stampa, proprio qui a Monza. Tra poco avremo una conferenza stampa dove lanceremo il progetto Sud con Nord. Cioè allora cambia nome, sì. Ed è l'evoluzione, perché noi siamo partiti da Sicilia Vera a marzo del 2007 e abbiamo conquistato tanti comuni e io stesso oggi sono al quinto ente territoriale che amministro. Con le elezioni politiche del 25 settembre c'è stata l'evoluzione da Sicilia Vera a Sud Chiama Nord e abbiamo eletto un senatore e un deputato alla Camera. Ora il progetto porta un messaggio ben chiaro: la lotta tra territori non è utile se non a qualche forza politica per mantenere qualche voto, non avendo ovviamente altri argomenti. Quindi abbiamo capito un modello di buon governo. Abbiamo capito il cambiamento del nome, Sud con Nord, abbiamo capito che questo è un primo passo verso le elezioni europee, ma tornando a queste della Monza Brianza del 22-23 ottobre, parliamo un po' dei suoi avversari. Lei si ritroverà niente meno che contro Galliani, amico personale di una vita di Berlusconi, oltre che attuale amministratore delegato del Calcio Monza, con Marco Cappato, un personaggio notissimo del mondo radicale che poi adesso cerca di riunire tutte le opposizioni, e anche Domenico Modugno, che non è il grande cantautore che non c'è più. Ma insomma, chi teme di più fra i suoi avversari? Nessuno, per un motivo molto semplice. Io quando mi hanno chiesto chi era Galliani, ho detto: Galliani chi? Il calciatore, perché l'avevo scambiato per un calciatore. Poi ho approfondito per capire chi era Galliani e ho scoperto che è stato 5 anni al Senato della Repubblica e sarà stato presente in Parlamento fisicamente 4-5 volte. Allora vuol dire che sarà un bravo, ho scoperto, imprenditore, e quindi è meglio che continui il suo mestiere di imprenditore, considerato che quando ha avuto la possibilità di rappresentare il popolo nel Parlamento non c'è mai stato. Vuol dire che non è interessato a fare il parlamentare, e per carità non gli do torto, quindi continuasse a fare l'imprenditore, che mi dicono che lo fa bene. Per quanto riguarda Cappato, ho scoperto ieri sostanzialmente della sua esistenza perché ho risposto a un'ansia abbastanza inquietante
perché ha denunciato di essere inseguito e perseguitato dai servizi segreti. Poi ho capito che era un modo per ricordare al mondo che lui esiste, essendo qui candidato. Ecco un'altra staffilata che ha versato. Ma obiettivamente io porto in questo collegio l'esempio di buon governo e soprattutto, come oggi sottolineeremo, io aggiusto i disastri degli altri. Questa è la mia storia di amministratore. La seguiamo sui social, su questo la seguiamo sui social. Allora, lei ha parlato di Galliani, ha parlato della Fascina, ma ci dica un po' di lei. Se viene eletto lì, nel collegio Monza Brianza, lascia Taormina? No, non è incompatibile. Io dovrò lasciare il seggio al Parlamento siciliano, dove in questo momento, vi dico onestamente, è come fare un corso di taglio e cucito, perché con questo non presidente della regione, onestamente, l'attività nel Parlamento siciliano è veramente balorda. Io in questo momento non ho partecipato neanche a quella poca attività, perché alla fine tutto si concentra sulla legge di stabilità. Come l'anno scorso siamo stati protagonisti e lo saremo anche quest'anno, ma le dico con molta onestà, questo lo vedono anche, lo si vede dalle statistiche, è un governo che non riesce a proporre provvedimenti e soprattutto è totalmente distante da quelle che sono le esigenze concrete di cambiamento della Sicilia. Ma questo lo sapevamo, ho detto che Schifani è il miglior servitore dello Stato e da questo punto di vista non si sta proprio smentendo. Ecco, ma parliamo anche delle sue alleanze. Abbiamo parlato degli avversari e alleanze. Mi pare che le cose vadano con una certa difficoltà. Con Calenda com'è finita? A male parole. Mi ha proposto una fuitina. La fuitina? Io, agli amori clandestini non ci sono abituato, sono regolarmente sposato e ho detto a Calenda che questa fuitina, questa fuga d'amore con lui per ammazzare Renzi non mi interessava affatto. Ho proposto a due ladri di Pisa di stare assieme, visto che sono ritornati nel Parlamento con questa formula del terzo polo che già solo a nominarla porta a sfiga, perché chi si qualifica terzo vuol dire che ha deciso di non vincere mai. Ma è un loro problema. Ma scusi, ha detto i ladri di Pisa chi sono? Calenda e Renzi? È così, finora si sono dimostrati tali, litigano di giorno e vanno a rubare assieme alla notte e ribadisco, nonostante ormai siano, si dice, ferricorti veramente, ma questo l'ho verificato perché ci parlo con entrambi, quindi so cosa dice l'uno dell'altro, comunque come in un girone dantesco sono costretto a stare assieme, quindi ancora questa storia tipo Beautiful la dovremo vedere. Beautiful, tra 100 e centinaia di puntate. Quindi questa è la questione. Ho ribadito il mio no e lui è sbarellato, perché poi il problema di Calenda è dipende dove prende il sole il fine settimana, per capire la sua opinione come cambia da settimana in settimana. Mi ha incontrato più volte, non si è reso conto magari che ero appunto cafone, come lui sosteneva, anche perché, come diceva qualcuno una volta, i voti non hanno né colore né odore, per cui da qualunque parte provengono vanno bene. Ovviamente è un concetto che non mi appartiene, ma Calenda in questo caso l'ho applicata in pieno. Quando ho ribadito il mio rifiuto, e allora è uscita con questa sua presa di posizione, e ovviamente io ho ribadito un concetto. Io i calli ce li ho nelle mani perché mi sono fatto da solo. Lui i calli ce l'ha nel culo per tutte le poltrone che gli hanno regalato, compreso Renzi, lo ha fatto ambasciatore, l'ha fatto ministro, lo ha portato nel Parlamento dandogli il simbolo il 25 settembre scorso e ora lo ringrazia tentando di pugnalare. È come guardi quella strega bellissima è vero, che trova sempre il suo specchio per dire
e chiedere: specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Va bene, lasciamo le accuse personali, torniamo alla politica. È vero che in vista, dato che lei stesso ha parlato poco fa di elezioni europee, quindi questo come primo passo verso le europee dell'anno prossimo, è vero che intende allearsi, e finalmente qui parliamo di alleanze, con Emiliano, governatore della Puglia, l'altro De Luca, governatore della Campania, e Castelli, lombardo. È così? Come dicono ad Oxford, lavoro in progress. Ci sono degli incontri già che si sono svolti, anche perché questo personaggio simpatico e strano per alcuni aspetti suscita curiosità, e gli incontri ci sono stati. Il personaggio sarei io, ovviamente, e quindi c'è un'azione sul fronte del civismo che io sto portando avanti, ed è pure abbastanza consolidata in Puglia e in Campania, ruota attorno ad Emiliano in Puglia e a De Luca in Campania. Stiamo ragionando quantomeno di mettere in rete questo mondo civico che non vota PD, quindi non mettiamo in difficoltà nessuno. Per quanto riguarda il Nord, le do una notizia. Sì. Io sto cercando di incontrare Bossi, perché Bossi? Sì, Umberto Bossi, perché la Lega salottiera di Salvini ormai sta suscitando sempre di più delle reazioni all'interno della Lega, soprattutto della Lega ortodossa, non solo Castelli ma tanti altri. Ho finito stanotte alle 3 di prendere l'ennesimo spritz in Piazza Duomo a Milano, certamente non per divertirmi. Cosa prendete, gli spritz? Cosa prendete? Lo spritz? Sì, guarda, alle 3 di notte è perfetto. Io non ci sono abituato, e qua si usa così a Milano. Hanno il fisico bestiale, quindi io devo anche fisico bestiale. Non l'ho fatto ovviamente per gustarmi quello che è il magnifico clima del Piazza Duomo a quell'ora, ma l'ho fatto incontrando molti esponenti della Lega che oggi sono in delle posizioni. Quindi hai incontrato anche Bossi? Hai incontrato Bossi? Ho già chiesto ad alcuni suoi amici di farmi incontrare, e quindi quello è il mio obiettivo. Perché la Lega oggi è degenerata in un partito romanocentrico che non pone più il tema del centralismo, e ieri, come ho spiegato anche agli imprenditori che ho incontrato a Monza, il socio di maggioranza di ciascuno di noi è lo Stato. A differenza nostra, noi lavoriamo per produrre, lo Stato invece lavora per dissipare. Questo è il tema dal quale partiremo anche in questa campagna elettorale del collegio di Monza Brianza. Bene, benissimo. Allora in bocca al lupo all'onorevole De Luca, sindaco di Taormina, grazie per essere stato con noi. Ribadiamo, il 22 e 23 ottobre è candidato nel collegio di Monza e Brianza per il Senato. Adesso facciamo una pausa, guardiamo il tempo di oggi. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Terapi Meteo. Nella giornata di mercoledì qualche residuo fenomeno interesserà ancora l'estremo nord-est e le regioni del centro. Altrove invece il tempo sarà in miglioramento con ampi spazi soleggiati. Sulla Sicilia qualche residuo fenomeno interesserà le regioni settentrionali, altrove invece cieli sereni o parzialmente nuvolosi senza conseguenze. La ventilazione è ancora a tratti sostenuta sulle coste settentrionali, con mari infatti localmente anche mossi. Temperature che saranno in ripresa ma solo nelle aree soleggiate, con picchi massimi che saranno compresi tra i 28 e i 34 gradi. Nel corso della giornata di giovedì ancora molta variabilità, giornata infatti di alternanza tra sole e nubi, con qualche possibile fenomeno localmente anche a carattere temporalesco sui settori orientali della regione. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari calmi o poco mossi, e temperature che saranno in lieve calo di qualche grado, e specie nelle aree non soleggiate, con massime comprese tra i 27 e i 30 gradi. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trevi.
C'è una notizia dell'ultima ora: il corpo di un uomo senza vita ritrovato nelle acque di Riposto. È un uomo di 72 anni che si era immerso ieri da quelle parti, era stato notato nel primo pomeriggio vicino al porto appunto di Riposto, poi il cadavere è stato recuperato alle 23 di questa notte nella zona di Tre Punti di Giarre. Adesso passiamo all'altro argomento che tiene banco da qualche giorno un po' dappertutto gli organi di informazione: è la ragazza che ha subito la violenza di gruppo a Palermo. La notizia di oggi è che ha avuto un cedimento, come era comprensibile, ci sarebbe pure mancato dopo quello che ha subito e anche gli attacchi che ha subito poi dopo la violenza, con la solita tiritera orrenda e maschilista di se l'è cercata, e quindi ha detto: non ho più voglia di lottare, sono stanca, e quindi la magistratura ha deciso di inviarla in una comunità protetta, dove potrà essere un po' tutelata da questo bombardamento mediatico, questo enorme incontrollato fiume di reazioni. Inoltre il garante ha richiamato noi dell'informazione e giustamente ha detto: operatori dell'informazione, tutelate la vittima. Continuano gli attacchi social alla vittima dello stupro del Branco avvenuto a Palermo lo scorso 7 di luglio. Dopo aver parlato alla fine della scorsa settimana, la ragazza torna sempre sui social e stavolta la sua esasperazione per gli attacchi che riceve proprio attraverso numerosi post ha raggiunto un punto che rischia di essere di non ritorno. Sono stanca, mi state portando alla morte, io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più, non ho voglia di lottare né per me né per gli altri, non posso aiutare più nessuno se sto così. Lo scrive lei stessa sotto forma di sfogo in un commento su Instagram ad un post in cui la si accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori, 7 in tutto. Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così, aggiunge. E ancora, se riesco a farla finita, porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore. Il post è stato scritto sopra un commento in cui si addita la ragazza accusandola di essere stata consenziente. Intanto si terrà domani l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà decidere sull'istanza di scarcerazione di Cristian Maronia, uno dei 7 ragazzi arrestati per lo stupro della 19enne palermitana. Per l'8 settembre è fissato invece il riesame per Elio Arnao, mentre non è stato ancora deciso quando i giudici si pronunceranno sulla richiesta di revoca del carcere di Samuele La Grassa. Maronia, Arnao e La Grassa sono stati arrestati a distanza di 3 settimane dai fatti. Subito dopo la violenza, grazie alla denuncia della vittima, erano invece finiti in cella Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani e un minorenne. Il Tribunale della Libertà per loro 3 ha confermato già il carcere. Il minorenne, originariamente scarcerato dal GIP, è stato poi riarrestato nei giorni scorsi dopo aver postato video che dimostravano l'assoluta mancanza di qualunque ravvedimento. Restiamo a Palermo. Oggi ci sarà quindi l'udienza del riesame per decidere l'eventuale scarcerazione di uno dei 7 giovani del Branco. Invece adesso ci trasferiamo a Catania. Il sindaco trentino ha chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione della società che gestisce l'aeroporto di Fontanarossa. Ha parlato di lacune gravi nella gestione dell'emergenza, di approssimazione dei manager, di giochetti politici. Tutto questo a proposito di ciò che è seguito dopo l'incendio a Fontanarossa di luglio. Si aspetta naturalmente la conclusione dell'inchiesta della magistratura, che dirà la parola fine su questa vicenda. Intanto nessuno della SAC, società di amministrazione appunto dell'aeroporto di Catania, si dimette, e Trantino ha commentato: non si dimettono, ovvio, la chioccia non abbandona i suoi pulcini. Sindaco, su rifiuti e emergenza aeroporto lei umilmente ha chiesto scusa. Per la vicenda aeroporto, SAC, chi dovrebbe chiedere scusa? Non sta a me a dirlo. Io ieri in assemblea dei soci ho chiesto le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, avendo ritenuto che vi fossero gravi inadempienze in tutto il loro operato in relazione alla mancata assistenza dei passeggeri, che hanno comportato vere e proprie sofferenze, quindi ben più che disagi, che alla fine hanno determinato un ritorno negativo in termini di reputazione del nostro distretto, i cui danni non possiamo calcolare adesso, ma che certamente nella lunga saranno notevoli, per decine, se non, come qualcuno dice, centinaia di milioni di euro. Qualche associazione ha valutato un calo del 30% del turismo proprio per gli incendi in aeroporto.
E purtroppo è così, o meglio, purtroppo è così, ho letto questo, non ho elementi per stabilire quanto siano fondate queste stime, ma certamente comunque il danno è notevole. I soci di SAC hanno respinto le dimissioni e lei cosa si sente di dire? Nulla, assolutamente, purtroppo è normale che fosse così, la chioccia difficilmente abbandona i pulcini. Quello che desidero però dire è che quando io leggo che il sindaco sarebbe rimasto solo, a giudicare dalla condivisione della mia iniziativa di ieri da parte di tutta la città, evidentemente non sono solo perché i cittadini hanno compreso che fosse una iniziativa ragionevole. Ci sono sempre poi dei giochi politici, chiamiamoli così. Io non intendo assolutamente alimentare questi giochi. Ho parlato con tutti i rappresentanti dei partiti che sostengono questo sindaco, questa amministrazione, ho comunicato loro quello che avrei fatto e quindi a quel punto ho agito. Lei ha detto che ci vuole per un ruolo strategico come quello dell'AD o comunque di vertice della SAC una persona competente, comunque brava. Che cosa voleva dire? E quando parliamo di infrastrutture strategiche come aeroporto, come porti, quindi come coloro i quali dovrebbero essere le prime società a consentire l'alimentazione di quel circuito turistico su cui si regge la nostra economia, è chiaro che devono andare dei manager che hanno competenze specifiche in campo trasportistico, in campo aeroportuale, e non possiamo prendere dei manager che magari saranno bravissimi nelle loro attività, ma che poi alla fine hanno dimostrato di non essere all'altezza dei loro compiti, mostrando evidenti lacune ed approssimazioni che poi hanno determinato quel che tutti quanti abbiamo potuto vedere. Come avete sentito, Trentino continua a rincarare la dose anche in questa intervista al microfono del nostro Tonino De Mana. Emanuela, cosa dicono i quotidiani di oggi su questa vicenda? Partiamo dalla Sicilia, ti faccio vedere questo titolo. Cul de sac, scrive la Sicilia, giocando anche su SAC, chiaramente l'acronimo. Appoggi trasversali al sindaco Trantino sull'azzeramento del CDA della società che gestisce Fontana Rossa. Tutte le accuse, vedremo tra poco all'interno della Sicilia, ma restiamo sulla prima pagina. L'altro tema di cui parlavamo prima, l'urlo della ragazza stuprata, così mi portate a morire. Intanto c'è bufera sul compagno della Premier per una gaffe. Stiamo parlando di Gianbruno, ne parlano tutti i quotidiani nazionali e poi vedremo cosa ha detto. Caccia ai tagli, tutti i ministeri sotto pressione, si parla di manovra economica, ricognizione di risorse e sprechi, dall'opposizione timori per la sanità pubblica. E poi c'è questa amara sorpresa per gli italiani, stangata energia nella bolletta, nuovamente previsti aumenti anche del 10%. Il caso: imprese e professionisti in coro sul super bonus, la Meloni sbaglia. Il mondo dell'edilizia siciliano difende il super bonus rispetto alle parole della Meloni. Di spalla vediamo altre due notizie: l'intervista ad Elena Pagana, l'assessore che ha all'assessorato all'ambiente, parla dei roghi. Sui roghi la mano dell'uomo ha inciso più del caldo, il sistema ha risposto, che sono un po' le parole che abbiamo sentito anche da parte di Schifani. E poi il bilancio, il commissario Giugni su depurazione, il 60% di interventi in Sicilia attuati in 3 anni. Vediamo all'interno. Allora, il tema dell'aeroporto. Dopo le parole di Trantino, nessuna gestione dell'emergenza, dimissioni del CDA SAC o denuncio. La relazione di Trantino ai soci, ritardi e omissioni, appoggi trasversali al sindaco dopo questa sua presa di posizione. Leggiamo: a nome della città di Catania e della città metropolitana chiedo che l'intero CDA rassegni le dimissioni, anticipando che nel caso in cui ciò non avvenisse sarei costretto a intraprendere iniziative giudiziarie attraverso cui sollecitare una verifica, oltre che sugli inadempimenti rassegnati anche sul rispetto della normativa antincendio e di sicurezza. E questa intervista alla Sicilia, Trentino va ancora più avanti e addirittura annuncia eventuali sue iniziative come una denuncia, appunto, come avete visto nel titolo. Questo è un altro elemento nuovo.
Ci sono tante cose in questa sua relazione, per esempio una bottiglietta d'acqua nel Terminal C veniva venduta a 3,70 € in piena emergenza, poi dice ancora anche il più banale 3,70 € una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Cioè diciamo così, in un momento di emergenza uno 3,70 € è costretto a spenderle, ecco, questo vuol dire, già. Anche il più banale degli accorgimenti, sempre dice il sindaco, quali l'installazione di un banalissimo amplificatore collegato a diffusori acustici, di cui abbiamo parlato tantissimo anche nei nostri TG, per gli annunci da dare ai passeggeri, rimaneva inascoltato, proseguendosi nella strabiliante divulgazione delle comunicazioni attraverso un megafono e il passaparola. Insomma, l'abbiamo visto più volte nella TG Sicilia, al megafono, gli annunci degli aerei. E tutto questo è stato documentato dal sindaco. Ma intanto andiamo avanti con l'altra notizia: stuprata e insultata. La giovane dice adesso mi portate a morire. Aveva reagito contro gli hater, la 19enne che ora comincia a cedere. Pensavo di farcela, ma non è così. E viene portata in una comunità protetta. E il garante richiama gli operatori dell'informazione e dice tutelate la vittima. E poi queste parole che hanno fatto scoppiare una bufera, il compagno della Premier Meloni nel ciclone che dice se non ti ubriachi il lupo lo eviti. Beh, peggio di così non poteva andare, una frase del genere. A proposito di stupri, l'altra notizia drammatica e terribile che arriva da Caivano: ieri un corteo, il quartiere in piazza, i bambini si amano, non si violentano, hanno detto i manifestanti. E poi ci sono sempre, un po' rimanendo su questa pagina, un altro episodio che riguarda dei giovanissimi. Dopo la festa dei 18 anni, per giocare, per divertirsi, hanno ucciso una capretta a calci. Sì, purtroppo è terribile perché l'hanno messa in rete poi, esatto, questa cosa, è un orrore. Ancora una volta filmato, ancora una volta pubblicato sui social, una cosa orribile. Poi Shabar in Italia, concessa l'estradizione dalla Pakistan, aveva ucciso la figlia ribelle Saman, conosciamo tutti benissimo questa storia. E infine un'altra donna che muore, in questo caso non è un femminicidio ma un camion travolge la bici e uccide una ciclista, è la quinta vittima nel 2023 a Milano. Andiamo a vedere la Repubblica, Palermo di oggi. L'apertura è proprio dedicata allo stupro di Palermo, a queste parole fortissime: così mi portate alla morte. La 19enne violentata al Foro Italico ha perso il coraggio. Non ho più voglia di lottare, né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno. I legali del branco intanto preparano una difesa comune. Ancora uno sfogo social della ragazza trasferita in comunità. E poi ricorderai sicuramente questo movimento Io non sono carne, anche l'attore Alessio Boni aderisce e parla, dice come fosse finita ora è un'altra donna rovinata per sempre. Quindi si torna a parlare della vittima, chiaramente. Nel taglio alto, 500 milioni per i poveri, ma dov'è un dossier della CGIL sui fondi statali che dovrebbero andare ai distretti sociosanitari siciliani, ma di cui non si è visto nulla. E poi le storie, la vita sospesa degli esodati del reddito di cittadinanza. Vediamo altre notizie: l'emergenza, il rogo di Bello Lampo, i danni salgono a 4 milioni e la RAP, che è la municipalizzata che gestisce l'impianto e la raccolta rifiuti a Palermo, rischia. Il caso, vediamo sotto, dei preti trasferiti, la delusione dei parrocchiani, e poi a centro pagina questa fotonotizia perché ieri c'è stata la giornata, il turno infrasettimanale di campionato di Serie B. I rosanero si sbloccano a Reggio, una tripletta per la prima vittoria nella partita appunto Reggiana-Palermo. Andiamo a vedere all'interno della Repubblica di oggi lo stupro del Foro Italico. La ragazza perde il coraggio, così mi portate alla morte. Ancora uno sfogo sui social della giovane violentata il 7 luglio dopo l'ennesimo commento che la colpevolizza. Deciso il suo trasferimento, abbiamo sentito, in una comunità protetta. Ma quello che ti volevo fare vedere è proprio questo: l'indagine. Il branco unito sfida la vittima, difesa comune per screditarla. A quanto pare i legali vogliono andare avanti
avanti verso questa Sì, strada. fanno un collegio con un gruppo insieme di tutti e 7 gli imputati, questo naturalmente per avere una come dire, potenza d'urto maggiore nei confronti della vittima. E poi l'intervista all'attore Alessio Boni e come fosse finita, ora un'altra donna è rovinata per sempre la campagna, appunto è questa, io non sono carne. E poi vediamo il giornale di Sicilia. Nelle secche del super bonus si ritorna a parlare appunto di questa misura del governo Conte che è stata bloccata poi dal governo Meloni. In Sicilia restano bloccati ancora 500 milioni con almeno 14.000 aziende in attesa di risposte. L'allarme dei costruttori, basta con la scusa delle truffe, così si ferma la ripresa. Secondo l'ANCE da completare almeno il 20% delle opere, i ritardi maggiori nei condomini fioccano i contenziosi con le imprese, il caos che ne è derivato. E poi sempre a proposito di governo, si è aggravato il peso sui conti dello Stato, quest'anno sono 23 miliardi è il bilancio dell'Enea per i lavori edilizi. Bene, ci fermiamo qui provvisoriamente con la rassegna stampa siciliana, poi magari qualche quotidiano lo recuperiamo dopo e poi ci saranno i giornali nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. E con Emanuela Corsi. Prego, la rassegna stampa nazionale allora. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano la manovra finanziaria e quindi conti, la sfida della sanità, i possibili piani sull'uso delle risorse, Giorgetti deciso a non modificare il deficit e Landini che chiede una convocazione alla Premier a Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità, serve un accordo entro l'anno. Manovra, Vannacci e voto, le tensioni tra Meloni e Salvini. Ancora cosa sta accadendo nel centrodestra? Lazio, De Angelis si dimette, fango contro di me. Lui è stato accusato per dei post antisemiti e per il negazionismo sulle stragi, sulla strage di Bologna ed è stato costretto a dimettersi, si occupava della comunicazione della Regione Lazio. Poi vediamo questa ultima vittima della strada, si chiamava Francesca, 28 anni, è la quinta vittima dall'inizio del 2023 in bici travolta dal camion, strage di ciclisti a Milano. Sullo stupro di Palermo, i social, così mi portate alla morte, appunto le frasi della ragazza, e poi questo caso che è scoppiato sul compagno della Premier, Gianbruno, un caso, le frasi su abuso di alcol e violenze, e lui si difende, una polemica surreale, avrebbe detto se eviti, ecco qui, di ubriacarti e no, perdere ha i detto, sensi. non avrebbe, Ha è virgolettato. detto, se eviti di ubriacarti e perdere i sensi non trovi il lupo. Andiamo alla Repubblica di oggi, il diktat della Lega, anche qui lo scontro nella maggioranza, il ministro Calderoli, l'autonomia regionale deve essere legge entro l'inizio del 2024, i fondi per garantire il Sud si trovano, il progetto è fermo in commissione, mancano le risorse per finanziarlo. Per Meloni però il federalismo non è una priorità. E poi ancora manovra, nel governo allarme per gli extra costi del super bonus. Anche qui fotonotizia dedicata a Francesca, l'ultima vittima della strage dei ciclisti. Vediamo anche in che condizioni era ridotto il mezzo, è ridotto il mezzo su cui viaggiava la giovane che è stata travolta da un camion. E a proposito di donne, contestato il compagno della Premier, vediamo l'oltraggio di Gianbruno, se eviti di bere non ti violentano. Ancora l'analisi, le troppe Caivano di Italia. Il caso, sempre qui, dopo il post antisemita, De Angelis si dimette dalla Regione Lazio. Andiamo a vedere la Stampa di oggi, anche qui, cioè oggi è un po' il caso del giorno, alcol e stupri, scoppia il caso Gianbruno, la vittima di Palermo, intanto mi state portando alla morte, il compagno della Premier, bestie ma se bevi incontri i lupi. E poi c'è questo commento, ma così nessuna denuncerà mai, ecco. De Angelis lascia, lo faccio per Giorgia, avrebbe detto lui, le dimissioni dopo le polemiche sulla strage di Bologna.
Il super bonus, 30 miliardi bloccati, il governo apre alle privatizzazioni, nel dossier Montepaschi di Siena e quote di Eni, patto di stabilità, tensione tra Meloni e Salvini. Intanto ci sono oltre 200.000 famiglie in attesa di riscuotere i crediti del super bonus e Landini che chiede appunto la convocazione da parte del governo, quindi le parti sociali. Francesca è la Spoon River dei ciclisti, schiacciata da un camion a Milano, aveva 28 anni, 126 le vittime dall'inizio dell'anno, un bollettino di guerra possiamo definirlo. Ancora vediamo di spalla la guerra in Ucraina, Xi invita Putin, in Cina a ottobre e gli Stati Uniti invece che inviano nuove armi a Kiev. Vediamo invece il Messaggero, la prima pagina, l'apertura è dedicata alle pensioni minime, c'è l'accordo, il governo ha promesso che a fine legislatura verranno portate a 1.000 euro, intanto mossa sugli assegni base, il ritocco sarà 670 euro per gli over 75 e fino a 600 invece per gli altri. In arrivo incentivi per gli asili aziendali, mini aumenti per i medici e borse di studio ai redditi bassi. Riforme sì al premierato con garanzie per il Colle. Italia Viva sostiene questo piano del governo per una riforma presidenziale, ci saranno garanzie per il Colle, prove d'intesa con Renzi. Premierato vuol dire elezione diretta del primo ministro, quindi in sostanza Italia Viva si schiera a favore purché ci sia, dice, garanzie per il Presidente della Repubblica. E poi ecco qui questa foto per la gioia di tutti i romanisti. Roma, tutti pazzi per Lukaku che finalmente indosserà la maglia della Roma. In 5.000 lo hanno accolto, appunto il gigante del gol viene definito, lo hanno accolto a Ciampino. Il belga è arrivato sull'aereo di Friedkin, il presidente della Roma. Col Milan ci sarà. Agguato al prete anticlan, leggiamo di spalla, la scorta lo salva sparando. Questa è una cosa gravissima, si chiama Don Coluccia, è una cosa pazzesca, lui è uno che si batte contro con la camorra, i clan appunto, e ha fatto... L'attentatore colpito e bloccato, ferito un agente. In particolare, chiedo scusa, è a Tor Bella Monaca. A Tor Bella Monaca, quindi sì. Siamo a Roma, scusate, quindi diciamo le mafie romane, non c'entra nulla la Camorra e Napoli, chiedo scusa. E qui vediamo Palermo, l'urlo della vittima, così mi portate alla morte questa frase shock della ragazza in comunità, intanto la ragazza stuprata. Il Fatto Quotidiano, e qui Gianbruno a tutta pagina, non si scusa e inguaia Meloni a Caivano. Stupri, il compagno della Premier, imbarazza anche Mediaset. Lui ha detto: se non bevi nessun lupo, la famiglia Berlusconi silente per non rompere, secondo il Fatto, con la Meloni. E qui invece vediamo nel giornale il buco nei conti, la manovra dei migranti, la colpa sarebbe dei migranti secondo il giornale, il kit d'ingresso vale 350 euro, poi ciascuno costa allo Stato 945 euro al mese più del reddito di cittadinanza, la permanenza media è di 3 anni, quindi creerebbero una voragine nei conti pubblici. Invece la storia di Gianbruno la vediamo qui di spalla, piccolina, per evitare stupri, non vi ubriacate, bufera Gianbruno, il compagno della Premier. Mentre invece Libero ci apre con questa storia, però scrive: quanti ubriaconi contro Gianbruno, la polemica... Lo difende, è chiaro, lo difende. La polemica sugli stupri. Ragazze, state lontane dall'alcol per evitare le violenze, avrebbe detto invece secondo Libero. Il compagno della Meloni manda in tilt la sinistra, ma un articolo uscito sul Fatto conferma che ha ragione. Le diverse posizioni. Ovviamente. Il secolo XIX, SOS dalle piccole imprese, in Liguria aumentano le chiusure, più 36,3%, soffrono in particolare commercio, servizi ed edilizia. Buoni segnali invece dall'imprenditoria femminile. E poi il caso del super bonus 110, in Italia 30 miliardi di crediti bloccati a famiglie e aziende. Ci sono persone che sono rimaste con le case sventrate, Michele, e non sanno come le devono ultimare.
E poi, se ho ancora qualche minuto, ti faccio vedere un minutino. un minutino. Allora, vediamo Avvenire. Avvenire continua a parlare sempre di guerra, lo mette sempre in primo piano, e quindi stanchi delle armi, calano le reclute volontarie sia in Russia sia in Ucraina, quindi sarebbero stanchi anche loro di questa guerra, segnali della voglia di pace. Kiev intensifica la controffensiva, la nostra bandiera sulla riva sinistra del Dnipro. Bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso facciamo una pausa e poi parleremo di Naxos Legge, un'iniziativa molto interessante, piena di un sacco di spunti e che riguarda tutta la regione. State con noi. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, cui diamo il benvenuto, è Fulvia Toscano, che oltre a essere assessore alla cultura nel comune di Giardini Naxos è in questo caso soprattutto direttrice artistica di Naxos Legge. Naxos Legge comincia venerdì, durerà un bel po' di tempo fino al 1° di settembre, girerà un po' coinvolgerà tutta la regione. Di che cosa si tratta, assessore? Grazie. Allora, si tratta di un festival che realizziamo da 13 anni, che abbiamo voluto intitolare Naxos Legge con un sottotitolo Festival delle narrazioni, perché la cifra della nostra manifestazione è quella proprio della narrazione, intesa come declinazione dell'interpretazione della realtà. Noi scegliamo un tema annuale, quest'anno il tema è fare, poiein in greco, lo dico in greco perché Naxos è la prima colonia greca di Sicilia. Per voi il greco è come per noi siciliano, il dialetto. Sì, io sono poi una grecista di formazione. Quindi come si dice? Come si dice legge? Sì, poiein in greco, Poiein. fare. Così impariamo, almeno qualcosa, anche noi la impariamo. Ed è un festival, come ha bene detto lei, diffuso. Già dalla prima edizione la caratteristica del festival è di avere il quartier generale a Naxos, ma in realtà promuovere attraverso interventi culturali tanti altri territori, compresa Catania, Messina, Siracusa, anche paesi più piccoli, ma molto attivi culturalmente come Augusta, Paternò, Letojanni, Taormina. Avete in programma decine di appuntamenti, vuole accennarcene qualcuno del più significativo o dei primi almeno così? Sì, dei primi. Intanto giorno 1 avremo la festa di apertura del nostro festival, che coincide con un premio ai promotori della cultura e che noi diamo a delle eccellenze italiane, siciliane e anche locali. Ed è una vera e propria festa di apertura del nostro festival, dove lanciamo il tema della manifestazione, che dura un mese, dal 1° settembre al 1° ottobre. È importante, il nostro festival è un festival promosso dall'assessorato regionale ai beni culturali della regione, in collaborazione sinergica col parco archeologico Naxos Taormina, con cui realizziamo tutta la sezione dedicata all'antichità, che si intitola Comunicare l'antico. Bello. Quindi mirata alla comunicazione e alla divulgazione della cultura classica. Beh, poi in Sicilia diciamo proprio il teatro più giusto e pesato, però il tema è fare perché? Fare perché noi crediamo che questo sia il tempo dell'assunzione della responsabilità dell'azione. Io ho posto in esergo del festival una frase a cui sono molto legata, di un grande intellettuale che è stato Ezra Pound, che diceva: amo le idee che diventano azioni. Quindi la necessità di assumersi individualmente e in maniera comunitaria il fare, che diventa piccola storia, che diventa la storia, quella con la S maiuscola. Infatti un grande spazio nel festival è assegnato al fare storia. Bene, ma coinvolgete anche le scuole? Sì, io intanto, per una questione mia professionale, abbiamo detto che lei è assessore, ma anche docente di italiano e latino presso lo splendido liceo Caminiti di Giardini Naxos, dove insegno da più di 30 anni. Non deve essere una severa a guardarla così, diciamo, o sì? No, sì, è uno splendido liceo. Ma lei non è severa? No, sì, abbastanza severa, perché credo che la scuola sia oggi forse
uno dei pochi luoghi della resistenza culturale, che non debba necessariamente assecondare la tendenza, ma a volte deve anche opporsi, perché opporsi è un nobile esercizio critico. Tornando alla scuola, dico che i ragazzi del nostro liceo sono protagonisti, perché non sono fruitori passivi, ma presenteranno libri degli autori che hanno scritto, che hanno letto durante l'estate, e quindi sono loro i veri recensori dei libri, insieme ai grandi scrittori che noi ospitiamo. Quindi una grande esperienza anche di messa alla prova per parlare in pubblico, che è un grande momento di esercizio, no, di stile, diremmo. Ma ci vuole fare qualche esempio di libri che verranno presentati, almeno un paio? Non Sì, so. allora, per esempio mi interessa molto citare il libro del giornalista Alessandro Gnocchi, che è il direttore delle pagine culturali del Giornale, che ha scritto per l'anniversario di Giovanni Testori un libro straordinario, Testori Corsaro, dove si approfondisce il ruolo giornalistico di questo grande scrittore. Se andiamo sul versante manzoniano, quest'anno c'è un grande anniversario manzoniano, noi abbiamo scelto un'angolazione particolare. Presenteremo il libro della giornalista Emanuela Fontana, che ha scritto il libro La correttrice, La correttrice, in cui sì. ha recuperato la storia vera di una donna, una sorta di tata della famiglia Manzoni, che collaborò a una sorta di correzione di bozze dei Promessi Sposi. Bellissimo, una scoperta ha fatto. Ha fatto una grande scoperta, ha scritto questo romanzo storico che sarà presentato dai nostri ragazzi. Bravi. Ma poi tanti altri libri, voglio citare il primo in ordine di tempo che presenteremo giorno 2 al Parco Archeologico di Naxos, una biografia intellettuale di Giacomo Boni, curata da Sandro Consolato, uno dei più grandi archeologi del nostro secolo, già dalla fine dell'Ottocento, e che sarà presentato da personalità importanti del mondo dell'archeologia. Fra tutti cito Alfonsina Russo, che è la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, che avremo l'onore di avere con noi insieme a Massimo Cultraro e Alessio De Cristofaro. Voi avete la solidarietà e l'appoggio di un sacco di enti che lei stessa ha già nominato, assessorati, girate un po' per tutta la regione, e ha detto un attimo fa, così dobbiamo conoscere un po' meglio la tradizione classica siciliana. Cosa c'è da scoprire o riscoprire del classico dei nostri territori? Allora, il classico, diciamo che in Sicilia ci parla, in qualunque sito noi ci muoviamo. Poi c'è tutto un mondo invisibile. Ecco. Faccio questo accenno perché nel festival c'è proprio una sezione che, parafrasando Le città invisibili di Italo Calvino, di cui anche quest'anno c'è l'anniversario, si intitola Le città invisibili, e ci occuperemo per esempio di come l'archeologia e l'applicazione delle nuove tecnologie sperimentali possa rendere le città invisibili del passato, le possa rendere visibili. Lo faremo per esempio con il professore Daniele Malfitana, che proprio su Catania presenterà una sua nuova creatura, un libro importante pubblicato per l'Elma di Breschneider, in cui racconta come la Catania invisibile sia stata resa visibile da tutta una serie di accorgimenti e di studi di natura tecnologica. Ci fa un esempio, qual è? Invisibile visibile a Catania, visto che il nostro studio è a Catania. Il CNR di Catania ha realizzato dei lavori importantissimi in 3D di realtà aumentata alle terme e in tanti altri siti, ma ci sono tante città invisibili della Sicilia che per esempio vengono raccontate dalle fonti, ma che non sono state ancora trovate o sono di difficile identificazione, o al contrario città che abbiamo trovato per le quali non esiste testimonianza di fonti letterarie. L'ultima cosa, questo affascina moltissimo i giovani, immagino, perché fare anche la ricerca e la scoperta deve essere bello. Quindi finalmente è anche un modo per non stare sempre lì piegati sui... Esatto. È vero o no? Ma almeno in maniera costruttiva. Però la usate in maniera intelligente, in maniera costruttiva. Benissimo, complimenti Fulvia Toscano, direttrice artistica di Naxos Legge, che debutta venerdì
lunedì, andrà avanti per tutto il mese fino al 1° ottobre, se non sbaglio, è vero? E la sede naturalmente è Naxos, come abbiamo detto, però poi coinvolgerà un po' tutte le città della nostra regione. Davvero tanti auguri e complimenti alla nostra prof, che è anche prof, oltre che assessore, tutto lei. Grazie davvero, e adesso facciamo una breve pausa e poi invece dovremo tornare purtroppo sui temi dell'attualità e anche quella più dura e che fa più male, come la violenza sessuale di Palermo. State con noi. Buongiorno Sicilia.